Non solo Pedemontana ma anche le sue opere complementari, lo hanno detto e sancito con un protocollo d'intesa le province di Vicenza, Padova e Treviso con i comuni interessati del territorio che si sono ritrovati per un vero e proprio vertice. In particolare gli amministrazioni riuniti si chiedono alla Regione Veneto il completamento del collegamento della superstrada pedemontana veneta con la strada regionale 308. Molto importante per quei comuni che sono coinvolti dell'est vicentino, dell'alto est vicentino, per cui questi comuni vanno sostenuti perché l'area è un'area che dopo va a coinvolgere bacini anche industriali molto importanti. Una sinergia tra istituzioni e categorie produttive per sottolineare l'esigenza che la Regione Veneto nella programmazione degli interventi viari previsti inserisca, anche per stralci funzionali, il completamento di questo importante collegamento. Una pressione che ne è convinto il consigliere della provincia di Vicenza Renzo Marangon non verrà meno. Sicuramente queste tre province si attiveranno con questi 20 sindaci per portare in regione, ma anche, penso anche a livello nazionale, perché non è un'opera di secondo piano, è un'opera di primo livello con le stesse capacità che potrebbe avere la Pedemontana. Ne sono convinti tutti, la Pedemontana, peraltro fortemente voluta dal territorio, deve essere messa in grado, quanto ultimata ed aperta al traffico, di funzionare in modo adeguato con le aspettative. Intanto vi è ottimismo sull'apertura del primo tratto. Solamente problemi dei burocratici che in questi giorni mi hanno detto che stanno già risolvendo, per cui per il Vicentino la prima parte che si apre è molto importante. Grazie Presidente, grazie infinito.